Eder. Mech. Pallister. Sono Luca, conosco Sebastiano Visintin da circa 20 anni. Da quando sono co-titolare dell'attività al Brigantino, proprio oggi sono 2 anni, il Visintin saltuariamente e solitamente il martedì si presenta presso la mia pescheria per chiedere eventuali esigenze in ordine all'affilatura dei coltelli. Quando ho bisogno di affilare i coltelli, io glieli do e lui me li restituisce lavorati il martedì successivo. Non lo so perché passa il martedì, ma ripeto che da noi passava il martedì. Mi ricordo con assoluta certezza che quel martedì 14 dicembre è passato da noi. Mi spiego meglio, me lo ricordo perché quel giorno era passato a ritirare 2 coltelli per tagliare il salmone. Prodotto che è molto venduto durante il periodo delle festività e per cui necessitavo di avere coltelli affilati. Con precisione non ricordo a che ora è venuto. Posso aggiungere che, di solito e ripeto in taluni martedì, il Visintin era solito passare nella mia pescheria per chiedere di eventuali nostre esigenze dalle ore 07:15 alle ore 08:30 circa. Ripeto che non posso dire con certezza a che ora sia passato quel martedì 14 dicembre 2021. È successivamente ripassato da noi il giorno 21 dicembre 2021 per riconsegnarci i 2 coltelli di cui ho parlato prima. Posso aggiungere che in questa circostanza io l'avevo salutato e gli avevo chiesto come andassero le cose. Visintin mi aveva risposto che le cose andavano male in quanto sua moglie era andata via di casa da una settimana. Al che era intervenuta la mia socia Sonia che aveva commentato dicendo a Visintin che aveva sentito parlare di una persona scomparsa e che non sapeva che la stessa fosse la moglie di Visintin. Io ho commentato dicendomi dispiaciuto del fatto, pur essendo venuto a conoscenza dell'episodio in quel momento. Successivamente lui è uscito dalla pescheria e non l'ho più rivisto. Non avevo mai visto il Visintin in compagnia di una donna. I coltelli glieli do in mano e lui li ripone in un asciugamano. Chiude l'asciugamano e li porta via. Sono Livio, io l'ho sempre conosciuto con il nome di Sebastiano, il cognome Visintin l'ho preso di recente. Lo conosco da circa 20 anni, prima lavoravo in un'altra pescheria come dipendente, ora, da 12 anni sono titolare della pescheria Riccio di Mare. Sebastiano, solitamente passava di sua iniziativa ogni martedì di ogni settimana. Entrava, solitamente dalle 08 alle 09, ritirava i coltelli usati e me li sostituiva con un set di coltelli simili ma affilati. E così la settimana successiva veniva il martedì, ritirava i predetti coltelli e me li sostituiva con altri affilati. Posso aggiungere che io non l'ho mai chiamato, c'era un tacito accordo che lui passasse il martedì per ritirare i coltelli e darmene di affilati per il mio lavoro. Il 14 dicembre mi ricordo con assoluta certezza di averlo visto nel mio negozio. Non ricordo l'orario preciso ma di solito veniva dalle 8 alle 09 e ripeto, questo accadeva ogni martedì. In rare occasioni è successo ma magari non passasse il martedì e venisse il giorno successivo il giovedì ma, ripeto, sono sicuro che lui è passato da me il 14 dicembre 2021. Quando lo vedevo nel negozio, sciacquavo i coltelli che magari stavo usando, e glieli davo in mano. Sebastiano riponeva questi coltelli in un canovaccio da cui prendeva altri coltelli in sostituzione dei precedenti. Non l'ho mai visto assieme ad una donna. Quel giorno era venuto in automobile. Premetto che quel giorno ci eravamo messi d'accordo di fare 2 cambi di coltelli in quanto la settimana dopo era quella che portava al Natale, periodo in cui io lavoro molto. La settimana successiva si è presentato il 20 o il 21, non ricordo precisamente, e poi il 23 sempre di mattina e più o meno nello stesso orario. Non mi ricordo quando, ma nel corso della settimana che portava a Natale, avevo parlato con lui di quanto appreso dai giornali chiedendogli cosa fosse successo. Lui mi era sembrato scosso e frastornato e mi aveva risposto di non sapere cosa fosse successo, aggiungendo di non sapere se sarebbe tornato o meno a portarmi i coltelli. Per tale motivo mi aveva fornito 2 set di coltelli. Questo il 23. La settimana successiva, io pensavo che non venisse.
Invece il martedì dopo, il 28 dicembre, lui è venuto in negozio a fare il solito cambio di coltelli. Dal 28 non l'ho più visto. Aggiungo che ho chiuso il negozio dal 31 dicembre al 10 gennaio e ho riaperto nella settimana del 14 gennaio. Sono Manuel, ho conosciuto Visintin nel 2012 quando lavoravo in un'altra pescheria in via Rittmeier, perché già all'epoca affilava i coltelli per il proprietario della pescheria. Quando ho aperto la mia pescheria in via Economo nel 2013, ho continuato ad usufruire dei servizi del signor Visintin per affilare i coltelli. Di solito passava 1 o 2 volte al mese, non c'era un giorno fisso, ma il più delle volte passava di martedì perché è il primo giorno di apertura della settimana. La domenica ed il lunedì siamo chiusi. Di solito passava tra le 9 e le 9:30, massimo entro le 10. Passava di sua iniziativa, di solito faceva un cambio di coltelli, prendeva 4 coltelli e me ne lasciava altri 4 già affilati. Mi ricordo con assoluta certezza di averlo visto quel 14 dicembre. Non ricordo l'ora esatta, ma dovevano essere circa le 9 perché stavo preparando la tabella da esporre al di fuori della pescheria dove scrivo le offerte del giorno. Era il solito Sebastiano, sempre sorridente, e mi ricordo che quel giorno ha cercato di tirarmi su di morale perché ero arrabbiato per qualcosa che era successo, non mi ricordo cosa. Non ricordo con che mezzo è arrivato in negozio. Sono sicuro del giorno perché poi, quando ho saputo della notizia della scomparsa della moglie, ho pensato a quando l'avevo visto e mi sono ricordato che era proprio quel giorno. I coltelli li portava avvolti dentro un panno, mi dava quelli affilati e prendeva quelli da affilare e li avvolgeva nello stesso panno con cui aveva portato gli altri. L'ho rivisto il martedì della settimana dopo. Il 21 è passato dal mio negozio per il cambio del set di coltelli. Nell'occasione abbiamo parlato di quello che era successo a sua moglie e mi ha raccontato che era sparita e che aveva lasciato a casa il telefonino ed i soldi. Ho notato che era triste e disperato. Ad un certo punto, mentre parlava, si è messo a piangere. Conoscevo Liliana, la moglie di Visintin, perché è venuta insieme a Sebastiano all'inaugurazione dell'altro negozio nel 2016, la gastronomia Pescatori del Golfo in via Campo Marzio 4. Poi ricordo che prima del Covid, poteva essere il 2018 o 2019, abbiamo fatto una serata nella gastronomia di Campo Marzio e lui e sua moglie hanno partecipato all'evento. Mi sembravano una coppia felice. Erano sempre sorridenti. Ogni tanto, parlando con mia moglie di loro, dicevamo che erano dei pensionati che si godevano la vita, perché erano sempre in viaggio. Dopo martedì 21 dicembre scorso, non ho più visto Sebastiano, non è venuto più in pescheria a farmi il cambio dei coltelli, né io, vista la situazione, l'ho più chiamato. Sono Federico, presto servizio presso la pescheria L'Ancora di via Giulia a Trieste. Con la mia famiglia gestiamo alcune pescherie in città. Più precisamente una in via Giulia e 2 all'interno di 2 supermercati Zazzeron. Io sono presente soprattutto nella pescheria di via Giulia. Siamo aperti solo le mattine. Per affilare i coltelli contiamo su Sebastiano Visintin. Personalmente fino a poco tempo fa non conoscevo il suo cognome, l'ho scoperto solo dopo la vicenda della scomparsa della moglie. Lavora con noi da circa 2-3 mesi. Ed è lui a passare da noi. Lui passa sempre in tutti e 3 i nostri negozi. Lo fa ogni 2 settimane, però ne avevamo parlato con lui e ci aveva consigliato, per il mese di dicembre, di passare una volta in più, quindi a dicembre 2021 è passato da noi 3 volte al posto di 2. Passava il martedì, c'è stata forse qualche volta in cui è passato di mercoledì, ma solitamente veniva il martedì. Nel mese scorso è passato da noi sicuramente il giorno 21 e il 22. Questi sono stati i giorni in cui c'era tantissimo lavoro in previsione del Natale. Poi è passato una settimana prima, quindi o il 14 o il 15 dicembre e prima ancora 2 settimane prima, o il 30 novembre o il 1 dicembre. Lui passava più o meno
quasi sempre, dalle 10:30 alle 12:30. Riguardo al 14 dicembre non so essere preciso, o è passato il 14 o il 15, come ho detto. Da noi veniva sempre solo. Veniva o in moto, o in bici o in macchina. Più spesso usava la moto, che è una moto bianca, penso sia una Yamaha. Ricordo che Sebastiano è passato nel negozio di Via Giulia, solo lì, dopo Natale, e ci ha chiesto scusa dicendoci che non avrebbe più potuto affilarci i coltelli dopo la vicenda della moglie. Secondo lui in quel momento era meglio non affilare i coltelli. In negozio eravamo presenti io, mio papà, Ernesto, e un nostro dipendente, Simone. Mio papà ed io abbiamo offerto un caffè a Sebastiano nel bar al tram a 200 metri dal nostro negozio. Ricordo che Sebastiano ci ha detto che in quei giorni, era prima della fine dell'anno, cominciava a girare la voce o c'era l'ipotesi che sua moglie si fosse suicidata. Ci ha detto che secondo lui era quasi impossibile che si fosse suicidata perché gli sembrava serena. Erano andati in Slovenia in un'agenzia di viaggi perché volevano andare in Brasile insieme. Preciso che nella pescheria all'interno del supermercato Zazzeron di via Forlanini è sempre presente mia mamma, Marina. Nella pescheria all'interno del supermercato Zazzeron della Galleria Rossoni di Corso Italia è sempre presente la mia ragazza, Margherita. Non ho altro da aggiungere. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.